Nessuna marcia indietro, anzi è ferma sulle proprie decisioni la dirigente scolastica che ha firmato la direttiva sicurezza. I genitori o una persona delegata devono andare a prendere i propri figli minorenni al termine delle lezioni. Non possono assolutamente uscire da soli nemmeno se abitano a pochi metri. Il motivo lo spiega direttamente la dirigente Alessandra Fusaro. Attualmente la responsabilità di tipo contrattuale sia in capo a me come dirigente scolastico e al docente dell'ultima ora. Essendo in capo a me, dal punto di vista, quindi ripeto, contrattuale, è necessario che il genitore al cancello mi recuperi il figlio, in modo che anche la scuola, lo Stato e i docenti dell'ultima ora siano tutelati dal punto di vista giuridico. Fino a quando non uscirà la legge che consentirà ai genitori di sollevare la scuola dalle responsabilità previste dal Codice Civile, non potrò, dice, consentire ai minori di 14 anni di tornare a casa se non accompagnati. La legge dovrebbe uscire entro fine anno, da gennaio, insomma i genitori potrebbero firmare la liberatoria. Fino ad allora la situazione rimarrà così, per i genitori un problema non da poco. Io avevo il ragazzo che andava in bici e adesso bisogna andarlo a portare e prendere perché può andare in bici ma non può tornare in bici. Poi aggiunge: Qua alla Sarto in particolare mi risulta che c'è un problema di traffico che si crea al momento dell'uscita che è un disastro, quindi anche il pericolo, no? Perché più macchine ci sono, più movimento, quindi i ragazzi una volta fuori dai cancelli se attraversano la strada, insomma un casino. E la vicenda della tredicenne è finita anche sui social, ma la dirigente avverte il genitore. È stato avvisato quasi quotidianamente che deve venire a prendere la figlia. Se così non fosse, continuerò a fare la segnalazione alle forze dell'ordine, chiaramente come pubblico ufficiale sono tenuta a rispettare la legge.